Ezechie, al diventare 25 anni, a regnare per 29 anni in Gerusalemme. Sua madre aveva non Abie, figlia di Zaccaria. Al fare ciò che ben per il voi del Signore, come che aveva fatto David, suo uomo. Dal primo anno del suo reame, dal primo mese, al vergè gli sportis dal templi e li si restaurà. Al fare venire i predis e i leviz, e dopo di veio dato d'onghi e te place a sorelli Evat, ur di sé, ascoltai-mi leviz, prima smondeais i vuatris, e poi smondeait il templi del Signor, Dio dei vostri svons, e portait fuori dal santuario ogni sorta di sporchietat. I nostri paris non sono stati fedei e han fatto che è mal per voi del Signor nostri Dio, che lo han buttato di bande, voltando la loro muse dal santuario del Signor e voltando anche gli spalis. E han perfin sieradis gli spuartis dall'antil, distudadis gli lampadis, non più offier ni incens ni olocausti dal santuario al Dio di Israele. Perché la rabbia del Signore gli è plombata per zore di Giuda e di Gerusalemme, e iuari dosuts tun stadis grisulassi, dispirtassi di ghigni, come che podei sancirassi coi vostri svoi. Come vecchi nostri sparis son colazzo de spade, i nostri fis, lis nostri fis e lis nostri feminis son ladis perché in sclavitud. Come ho deciduto di fare un patto col Signore, Dio di Israele, perché si slontani di noi la sfumate che inceneris. Fis miei, non stai a sta lì cence fanuie, perché il Signore usassi il sus vuatris per sta denan di Lui, per servilo, per essi sies fameis e per offrire incens. Allora llevarin in pis i leviz Macat, fidi di Amasai, Gioel, fidi di Azarie, dei fis di Keat, dei fis di Merari, Kis, fis di Abdi e Azarie, fidi di Gelealel, dei fis di Gerson, Joach, fidi di Zime e Den, fidi di Joach, dei fis di Elizafan, Simbri e Jeiel, dei fis di Asaf, Zaccaria e Matanie, dei fis di Eman, Gechiel e Simei, dei fis di Dutum, Semai e Uziel, acclamarin d'onghi e fradis e si smondearin, poi entrarin, se otti ordnis dal re e lis regolis dal Signor, per smondeare il templi. I predis e entrari dentro tal templi per smondealu, a portare in furt al curtit dal templi ogni sorte di porcherie chietate dal santuario del Signor. I leviz l'ingrumarin per portare dal rio Cedron. Il prim mes a scominciare in la purificazione. Te ottave giornate dal mes a entrare in talantin del Signor, smondeanti il tempio in vot dis, a finire ai sedis del prim mes. Poi dopo a entrare in tai appartamenti del re Ezechia e i diserin, ovin smondeati il tempio, l'altar dei olocausti con tutto il fornimento e la tavola dei pans de offierte con tutto il fornimento. Ovin tornata a sistemare consacrato duci impres che re Acaz, con iniquitat, aveva buttato di bande, quanche il comandava lui, a son mettuts denando all'altar del Signor. Allora il re Ezechia alleva su dal momento, acclamò d'onghi e sue restanze de citat e all'esso dal templi. A portare in siet manzus, siet rocs, siet agnei e siet becs per offrire un sacrificio di espiazione per chiese del re, per santuari per Giude. Il re ordinò ai predis, fis di Aaron, di offrire un olocausto sull'altar del Signor. Accoparin i manzus, poi i predis acchiapparin il lor sang e lo strucchiarin sull'altar. Accoparin i rocs e strucchiarin il lor sang sull'altar. Accoparin gli agnei e strucchiarin il lor sang sull'altar. Poi dopo menarin d'onghi e becs per sacrifici di espiazione, denando al re ed assemblee, che urmetene gli spans parzore. I predis si occuparin e strucchiarin il lor sang, sacrifici per pecchiat, sull'altar per smondeare tutto Israele, perché il re aveva dato ordine di fare l'olocausto e il sacrificio di espiazione per tutto Israele. Il re sistemò i leviz dal tempio con covertoris, con arpis e con citaris, come che aveva lasciato ordine David, Gad, profeta del re, e il profeta Nathan, perché si trattava di un comando al Signore, data a miec dei siei profetis. Quando i leviz si furono sistemati con strumenti di musica di David e i predis con i loro trombis, Ezechia l'ordinò di offrire olocausti sull'altar. Quando scominciò l'olocausto, scominciarono anche i chianti del Signore, col sonor des trombis e con accompagnamento dei strumenti di David, re di Israele. Tutta l'assemblea si buttò con la muse partiere, biel che si dava sugli schianti se si suonava gli strombis. Tut questo durò finché fu finito l'olocausto. Finito l'olocausto, il re e duchi che erano lì a si buttare in genoglon e con la muse partiere. Il re Ezechia e i suoi restanti urdarono in ordine ai leviz di laudare il Signore con le parole di David e dal profeta Asaf, lo laudarin a tutte vos, poi si buttarin in genoglon e adorarin.
Allora Ezechiel chiapà la paraula e disè: Come oveis l'incarico ufficiale di servir il Signor, venite in denante, portai le vittimis e sacrifici di laut al templi. L'assemblea portai le vittimis e sacrifici di laut, biel che più di buon cura offrire in olocausto. Il numero di olocausti offerti d'assemblea al fo, 70 bus, 100 rocs, 200 agnei, duci per l'olocausto in onore del Signor. Le offerti sacrali furono di 600 bus e di 3000 pioris. I predis erano massa pos e non arrivavano a spelare duci olocausti. Allora i loro fradis, i levits, urderono una man finché non finirono le vore e finché mai che i predis non furono duci mons. Difatti i levits avevano spesseato di più dei predis dal mondeassi. Si faceva anche un grande olocausto col gras dei sacrifici di comunione e li bagions per gli olocausti. Così si tornava a mettere in vora le funzioni dal Tempio del Signore. Ezechia, insieme con tutto il popolo, si indallegrà perché Dio aveva disponuto il popolo, che di fatto si aveva arrivato a faduto in poco tempo.